in Lui noi siamo forti. Amen? Chi crede in questa cosa? Che nel nostro Signore siamo più che vincitori, siamo forti e Lui ci guarirà per sempre. In alto un alleluia, davanti ai nemici. in alto un alleluia, Sopra l'incredulità, cantiamo in alto un alleluia, in alto un alleluia, mi armo di una melodia. in alto un alleluia, Il cielo lotta già per me. Io canterò in mezzo alla tempesta, sempre più forte la mia lode ruggerà. Una volta ancora la speranza sorgerà. La morte è sconfitta, il re vivo. in alto un alleluia, Con tutto quello che in me, in alto un alleluia, il male fuggirà da me. graziamolo a Lui il nostro Signore, cantiamo in alto un alleluia, Davanti ai misteri, in alto un alleluia, cantiamo la paura non ha forza in me, io canterò in mezzo alla tempesta, sempre più forte la mia lode ruggerà. Una volta ancora la speranza sorgerà. La morte è sconfitta, il re vivo. solo più forte, 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 solo più forte. solo più forte, Davanti ai nemici, solo più forte, sopra l'incredulità, solo più forte, mi armo di una melodia. solo più forte, io canterò in mezzo alla tempesta, sempre più forte la melodica ruggerà. Una volta ancora la speranza sorgerà. La morte è sconfitta, Chi è vivo? Cantiamo in alto un alleluia. 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 Amen. Chi può innalzare un alleluia il nostro Signore?
Sono qui, prostrato davanti a te, vieni Signore, portaci, Signore. portami con corde d'amore a te, ti dono il mio cuore, ti dono il mio cuore. Rendiamoci a te, Signore. Io mi arrendo, Riempici, Signore. riempimi di grazia, inondami, ho sete di te, ho sete di te. Le nostre braccia, Signore. Braccia mie alzo verso di te, parla mio Dio, parla mio Dio. Io mi arrendo, io mi arrendo, voglio conoscerti, voglio sentirti qui. Io mi arrendo, io mi arrendo, Vogliamo conoscerti, Signore. voglio conoscerti, voglio sentirti qui. Facciamo il tuo Spirito. Il tuo Spirito scenda su di me, compi, Signore, il tuo volere in me. La tua gloria, Signore. La tua gloria mostra su di me, compi, Signore, il tuo volere in me. Cantiamo il tuo Spirito. Il tuo Spirito scenda su di me, compi, Signore, il tuo volere in me. La tua gloria, Dio. La tua gloria mostra su di me, compi, Signore, il tuo volere in me. Compi, Signore. Compi, Signore, il tuo volere in me. Io mi arrendo, io mi arrendo, voglio conoscerti, voglio sentirti. Diciamo, io mi arrendo. Io mi arrendo, io mi arrendo, voglio conoscerti, voglio sentirti. Cantiamo il tuo Spirito. Il tuo Spirito scenda su di me, compi, Signore, il tuo volere in me. Cantiamo la tua gloria, Signore. La tua gloria mostra su di me, compi, Signore, il tuo volere in me. Compi, Dio. Compi, Signore, il tuo
Signore. Voglio conoscerti, voglio sentirti. Cantiamo al Signore. Io mi arrendo, voglio conoscerti, voglio sentirti. Vogliamo conoscerti, Signore. Vogliamo sentirti, Padre, dentro del nostro petto, Signore. Vogliamo conoscerti, Padre, il tuo amore, Signore, la tua grazia, Padre. Per questo, Signore, ti chiediamo, Padre, di essere qui, Signore, con noi, di riempirci, Signore, della tua grazia, Signore, della tua gloria, del tuo amore, Padre. Sappiamo, Signore, che non siamo nulla senza di te, Padre, non siamo nulla senza il tuo amore, Signore, senza la tua grazia, Signore, senza le tue misericordie, Signore. Per questo, Padre, ti chiediamo, Signore, venga da noi, Signore, porta il tuo Spirito Santo, Signore, porta la tua grazia, il tuo amore, Signore, perché sappiamo che senza di quello, Signore, non siamo nulla, Padre. Per questo, Signore, ti cantiamo, Signore, che vogliamo conoscerti, Padre. Per questo, Signore, ti cantiamo che vogliamo sentirti qui, Signore, perché è veramente un desiderio della nostra anima, Signore. Vogliamo conoscerti, Signore. Mettiamo un'ultima volta. Io mi arrendo, io mi arrendo, voglio conoscerti, voglio sentirti qui. Io mi arrendo, io mi arrendo, voglio conoscerti, voglio sentirti. Strappò dal giardino, la tua umiltà mi riportò di nuovo a te. Se vendessi ciò che possiedo in cambio dell'amore fallirei. Compra né lo si merita, l'amore è un regalo, per grazia si riceve. Voglio conoscerti, Gesù, voglio conoscerti, Gesù, e dimorare in te. Voglio conoscerti, Gesù, voglio conoscerti, Gesù. E orgoglio mi strappò dal giardino, la tua umiltà mi portò di nuovo a te. Se vendessi ciò che possiedo in cambio dell'amore fallirei. Perché l'amore non si compra né lo si merita, l'amore
cuore è un regalo, per grazia si riceve. Voglio conoscerti, Gesù. Voglio conoscerti, Gesù, e dimorare in te. voglio conoscerti, Gesù. Voglio conoscerti, Gesù. Dio amato. Dio amato è il più bello, è tra migliaia, migliaia. Dio amato è il più bello, è tra migliaia, migliaia. Grazie Signore, grazie Padre, perché possiamo lodare il tuo santo nome, Signore. Grazie Padre perché siamo qui, Signore, per offrire una lode, Signore, per offrire, Padre, i nostri cuori, Signore, al tuo altare, Signore. Ti ringraziamo, Signore, perché sei presente, Padre. Ti ringraziamo, Signore, perché possiamo avere accesso, Signore, al tuo regno. Signore, ti ringraziamo tramite Gesù. Ti chiediamo, Padre, da essere qui, Signore, da continuare, Padre, continuare a portare il tuo amore, la tua parola, Signore, continuare a portare la tua presenza, il tuo Spirito Santo, Padre.
questo, Signore, ti chiediamo, Padre. Vieni, Padre. Manifestasi, Signore, con il tuo amore, Padre. Ti ringraziamo, Padre, nel nome santo di Gesù. Amen. Potete sedervi. Buonasera ancora. Mi piace sempre portare gli slide, ma ho passato tutta la mattina a farli e ho dimenticato di portare il pendrive, quindi Fede proverà a trovare i versetti, almeno in modo in cui possiate seguire. Noi, questo è il terzo culto che facciamo un'esposizione della lettera di Giacomo. Giacomo, insomma, vi abbiamo dato un po' del contesto già della lettera di Giacomo, ma giusto per ricordare qualcosina, è stato scritto più o meno tra l'anno 45 e 50, fa parte di una delle lettere chiamate lettere generali, dai 4 Giacomi che troviamo nel Nuovo Testamento, è probabilmente quello fratello di Gesù che ha scritto la lettera. Una lettera che tratta soprattutto degli aspetti pratici della vita cristiana. Una lettera abbastanza interessante. Il testo che vedremo stasera è ancora capitolo 1, versi dal 13 al 18. Nessuno con attentato dica: sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato dal male ed egli stesso non tenta nessuno. Invece, ognuno è tentato dalla propria concupiscenza, che lo attrae e lo seduce. Poi la concupiscenza, quando ha concepito, partorisce il peccato, e il peccato, quando è compiuto, produce la morte. Non vi ingannate, fratelli miei carissimi, ogni cosa buona e ogni dono perfetto vengono dall'alto, e discendono dal Padre degli astri luminosi, presso il quale non c'è variazione né ombra di mutamento. Egli ha voluto generarci secondo la sua volontà, mediante la parola di verità, affinché in qualche modo siamo le primizie delle sue creature. Preghiamo. Signore, parla al nostro cuore, che possiamo uscire di qui trasformati, pronti a non solo ascoltare, ma a mettere in pratica la tua parola, i tuoi insegnamenti. Trasforma il nostro cuore stasera, in nome di Gesù. Amen. L'inizio della lettera di Giacomo, lui parla delle provazioni, delle prove e delle tentazioni. Le 2 prime prediche abbiamo parlato delle prove che producono perseveranza, e che la perseveranza serve per aiutarci a maturare, si può dire così, e diventare forte
nella parola di Dio, nella fede. Questo è lo scopo delle prove. Stasera parleremo delle tentazioni. Quindi il primo punto, qual è la differenza tra le prove e le tentazioni? Le prove provengono da Dio, le prove, come ho detto, hanno il scopo di aiutarci a crescere, a perseverare nella fede, e le prove sono fattori esterni, cose che ci capitano nel corso dei giorni, dei nostri giorni, della settimana, cose con cui siamo piuttosto abituati, direi. E le tentazioni, come Giacomo dice subito nel primo versetto che abbiamo letto, le tentazioni non provengono da Dio. Le tentazioni, se le prove sono fattori esterni, le tentazioni sono un fattore interno, provengono dal nostro cuore, dalle nostre concupiscenze. Concupiscenza vuol dire un forte desiderio, soprattutto per quello che è sbagliato o proibito. Quindi questa è la differenza tra le prove e le tentazioni. Il verso 13 dice proprio: nessuno quando è tentato dica, sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato dal male ed egli stesso non tenta nessuno. Non è un'opzione, fa parte delle caratteristiche del nostro Dio. Lui non può essere tentato e lui a nessuno tenta. Nel verso 14 Giacomo inizia a spiegare un po'. Invece ognuno è tentato dalla propria concupiscenza, che lo attrae e lo seduce. La Bibbia spesso parla della concupiscenza, anche quando non parla direttamente. Il testo forse più conosciuto che cita la concupiscenza probabilmente è nella lettera di prima Giovanni, la prima lettera di Giovanni, capitolo 2, versi dal 15 al 17, che dice: non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. E qui quante volte non troviamo delle chiese che spesso cercano di portare le cose del mondo all'interno della chiesa per provare a attrarre i giovani? Attrarre? Si dice attrarre? Attrarre i giovani? Oppure non necessariamente le chiese, ma le persone che provano a adattare le cose del mondo per fare in modo in cui riuscissimo forse a far diventare meno cattive, meno brutte, per poterle praticare. Non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui, perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non viene del Padre, ma dal mondo. E il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Molte volte quando parliamo di concupiscenza o di desideri del cuore, di tentazione, ci viene in mente quelle tentazioni, magari tentazioni sessuali o tentazioni che provengono dall'invidia di qualcuno o di qualcosa. Ma non è solo quello che è la concupiscenza o il desiderio o la tentazione. La tentazione spesso proviene dalle cose più semplici, che possono sembrare innocue, possono sembrare banali, ma sono quelle lì che mettono un seme nel nostro cuore. Cosa intendo dire? Giovanni nella sua lettera dice che non possiamo amare il mondo né le cose del mondo. Quante volte
non so se è successo a voi, io quando ero adolescente facevo spesso. A volte veniamo insegnati alla Chiesa, ad esempio, che certe cose sono sbagliate, non possiamo fare, è una male testimonianza. E io cosa facevo? Furbetto, ovviamente. Cosa facevo? Dov'è che c'è scritto nella Bibbia che non posso fare questo? Se non c'è scritto, posso farlo, no? Era così che pensavo. Ma quando iniziamo a fare quella famosa domanda, un cristiano può fare certe cose? Qui, in quel caso lì, abbiamo già un indizio, perché il problema non è se possiamo fare o meno quella cosa, il problema è perché abbiamo fatto questa domanda. Se voglio sapere se posso o no fare certe cose, vuol dire che ho il desiderio di fare quella cosa. E il desiderio non è nient'altro che la concupiscenza. Il desiderio di fare le cose che appartengono al mondo è che è il problema. Perché voglio sapere se un cristiano può andare in discoteca? Perché voglio sapere se un cristiano deve avere certe amicizie? Perché voglio sapere se un cristiano può parlare certe cose? Se possiamo o non possiamo, è indifferente. Perché voglio sapere? Perché voglio trovare un modo di praticare queste cose? Perché ho visto qualcuno che lo fa? Perché i miei amici che lo fanno sembrano divertirsi? Perché a me sembra divertito, sembra una cosa divertente? Sapete, Giovanni parla nella lettera della concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e della superbia della vita, e quando leggiamo così magari non riusciamo ad avere in mente di cosa esattamente lui sta parlando. Ma la Bibbia ci dà alcuni esempi esattamente di queste tre concupiscenze. Il primo esempio succede proprio in Genesi 3, di 1 a 6. Conoscete bene questo pezzo. Il serpente era più astuto di tutti gli animali dei campi che Dio il Signore aveva fatti. Esso disse alla donna: come? Dio vi ha detto di non mangiare da nessun albero del giardino? La donna rispose al serpente: del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino, Dio ha detto: non ne mangiate e non lo toccate, altrimenti morirete. Il serpente disse alla donna: no, non morirete affatto, ma Dio sa che nel giorno in che ne mangerete, i vostri occhi si apriranno e sarete come Dio, avendo la conoscenza del bene e del male. Verso 6. La donna osservò che l'albero era buono per nutrirsi, concupiscenza della carne, che era bello da vedere, concupiscenza degli occhi, e che l'albero era desiderabile per acquistare conoscenza, superbia della vita. Prese del frutto, ne mangiò e ne diede anche a suo marito, che era con lei, ed egli ne mangiò. Qui abbiamo un esempio chiaro di cosa è la concupiscenza della carne, l'ha visto, l'ha voluto. La concupiscenza degli occhi sembrava bello per lei, un bello frutto, saporoso. E poi ha trovato in quel frutto magari l'opportunità di acquistare qualcos'altro, la conoscenza. E l'ha mangiato. I desideri, la concupiscenza inizia con le cose semplici, magari guardando qualcosa in modo sbagliato, permettendo che quel seme lì inizi a crescere nel nostro cuore.
poi all'improvviso iniziamo a trovare quella cosa bella, non è più cattiva, non è più brutta, ma inizia a diventare bella. Inizia a piacermi, inizio a domandarmi perché no? Perché non posso fare? Non c'è scritto nella Bibbia chiaramente non fate questo, quindi perché no? Ma abbiamo anche nella Bibbia un esempio di qualcuno che è stato tentato di nuovo da questi 3 punti. Il testo si trova in Luca 4, da 1 a 13. Gesù, pieno di Spirito Santo, ritornò dal Giordano e fu condotto dallo Spirito nel deserto per 40 giorni, dove era tentato dal diavolo. Durante quei giorni non mangiò nulla e quando furono trascorsi ebbe fame. Il diavolo gli disse: se tu sei il figlio di Dio, di a questa pietra di diventare pane. Per qualcuno che aveva fame da 40 giorni, Gesù gli rispose: stai scritto, non di pane soltanto vivrà l'uomo. Il diavolo lo condusse in alto e gli mostrò in un attimo tutti i regni del mondo e gli disse: ti darò tutta questa potenza e la gloria di questi regni, perché essa mi è stata data e la do a chi voglio. Se dunque ti prostri ad adorarmi, sarà tutta tua. Gesù gli rispose: stai scritto, adori il Signore tuo Dio e a Lui solo rendi il tuo culto. Allora lo portò a Gerusalemme e lo pose sul pinacolo del tempio e gli disse: se tu sei il figlio di Dio, gettati giù da qui, perché sta scritto: egli darà ordine ai suoi angeli a tuo riguardo di proteggerti. E essi ti porteranno sulle mani, perché tu non urti col piede contro una pietra. E Gesù gli rispose: è stato detto, non tentare il Signore Dio tuo. Allora il diavolo, dopo aver finito ogni tentazione, si allontanò da lui fino al momento opportuno. Concupiscenza della carne, concupiscenza degli occhi e superbia della vita. Gesù ovviamente non aveva il cuore corrotto come il nostro, ma noi sì. E eventualmente inizieremo a domandare: ma che male c'è una piccola bugia? Intanto non farà male a nessuno. Che male c'è se, come detto, se vado in discoteca? Comunque lì non farò niente di male. Che male c'è? Questi sono i desideri del nostro cuore. È così che agiscono. Il verso 15 del testo di Giacomo dice: poi la concupiscenza, quando è concepito, partorisce il peccato. Il peccato, quando è compiuto, produce la morte. Paolo nella lettera ai Romani, capitolo 6, dal 16 al 23, dice: non sapete voi che se offrite a qualcuno come schiavi per ubbidirgli, siete schiavi da colui a cui obbedite? O dal peccato che conduce alla morte, o dell'obbedienza che conduce alla giustizia? Ma sia ringraziato Dio, che eravate schiavi dal peccato, ma avete obbedito di cuore a quella forma di insegnamento che vi è stata trasmessa. E liberati dal peccato, siete diventati servi della giustizia. Parlo alla maniera degli uomini, a causa della debolezza della vostra carne, poiché come già prestate le vostre membra a servizio dell'impurità e dell'iniquità per commettere l'iniquità, così prestate ora le vostre membra a servizio della giustizia per la santificazione. Perché quando eravate schiavi dal peccato, eravate liberi riguardo alla giustizia. Quale frutto dunque avevate allora? Di queste cose ora vi vergognate, perché la loro fine è la morte. Ma ora, liberati dal peccato e fate servi di Dio, avete per frutto la vostra santificazione e per fine la vita eterna, perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. La concupiscenza,
quando è concepito, partorisce il peccato, e il peccato, quando è compiuto, produce la morte. Può sembrare una semplice voglia, un semplice desiderio, può sembrare qualcosa di innocuo, ma se amiamo il mondo o le cose di questo mondo, se iniziamo a trovare delle scuse o delle giustificative per portare nelle nostre vite le cose del mondo, allora stiamo permettendo che la concupiscenza diventi peccato. Non possiamo amare il mondo e amare il nostro Dio. Nel verso 16-17 Giacomo dice: non vi ingannate, fratelli miei carissimi, ogni cosa buona e ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal Padre degli astri luminosi, presso il quale non c'è variazione né ombra di mutamento. Ogni cosa buona discende da Dio, il nostro Dio che è santo, che è perfetto, magnifico, immutabile. È in Lui che dobbiamo desiderare, è in Lui che dobbiamo trovare piacere, è in Lui che dobbiamo trovare la gioia. E se non riusciamo, qualcosa di sbagliato stiamo facendo. Non è assolutamente nel mondo o nelle cose di questo mondo che lo troveremo. Perché scegliamo di cedere alle nostre concupiscenze? Perché prendiamo questa decisione? Per avere forse un paio d'ore di piacere? Stiamo sostituendo una vita intera con Dio per un paio di ore in cui farò la mia volontà, in cui starò con quelli amici tra virgolette, che so che i miei genitori magari se lo conoscessero a loro non piacerebbe, ma anche se loro fanno cose sbagliate, io sono solo insieme a lui e non sto facendo niente. Che male c'è se sono insieme a loro? Dopo un po', che male c'è se vivo uguale a loro? E se prendiamo questa strada, un giorno diremo forse, che male c'è se vado anche dove loro andranno. La concupiscenza fa con che iniziamo sempre a trovare delle giustificazioni, esiste allora? Di trovare sempre, grazie, di trovare sempre le giustificazioni per quello che vogliamo fare. E spesso quando qualcuno ci confronta, qualcuno ci esorta su quelle cose lì, vengono anche delle risposte che quando prendiamo quella decisione sappiamo già cosa risponderemo. Se io sapevo, sono sicuro che sappiate anche voi. Quando prendiamo la decisione di fare qualcosa che io ritengo che forse non è così sbagliato, ma so che magari un pastore o un leader della chiesa, se lo scopre, verrà a parlarmi, e in quel caso lì, ma io so quello che faccio, so che la Bibbia non proibisce, almeno come leggo io, oppure, ma chi sei tu per dirmi cosa posso o cosa non posso fare? Io ho già sentito questo, ho già parlato questo con i miei 15 anni, spesso. Anche i miei amici non eravamo affatto facili da gestire. Ma in quel periodo lì io provavo solo di trovare le giustificazione
giuste per fare quello che volevo io, nonostante sapessi che non erano giuste. Oppure provavo a convincermi a me stesso che non era sbagliato quello lì. Insomma, che male c'è? Ah, ma è stato il mio migliore amico ad invitarmi. È stato il mio migliore amico a invitarmi. Come faccio a dire di no? Ai migliori amici è sempre difficile, no? Se questo migliore amico o migliore amica non è cristiana, lì forse abbiamo già qualcosa da controllare nelle nostre vite. Ma a volte è una persona cristiana, è una persona che è in chiesa tutto il sabato, tutte le domeniche, però fuori dalla chiesa non ha una vita molto, a dire, una vita da cristiano. E è stato proprio questo mio amico a invitarmi a fare quelle robe. Come faccio a dire di no? In questo caso la domanda che posso farvi è: siete disposti a perdere la vita eterna piuttosto che perdere un'amicizia? È quale strada che vogliate prendere? Se non siete pronti a dire di no a un amico, non direte mai di no alla vostra propria volontà, perché quella lì, come ho detto, cerca sempre di farci capire che è la cosa migliore, è la decisione giusta, o almeno che non è la decisione sbagliata. Nessuna amicizia vale la nostra anima. E a volte gli inviti vengono delle persone di cui nemmeno possiamo immaginare. Quelle persone che forse sembrano un esempio da seguire, a volte sono proprio loro che ci portano nelle strade sbagliate. Paolo scrive in 1 Corinzi 10, dal verso 12-13: perciò chi pensa di stare in piedi, guardi di non cadere. Nessuna tentazione vi ha colti che non sia stata umana, nel senso che le tentazioni non sono irresistibili. Però Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via di uscirne, affinché la possiate sopportare. E il proprio Paolo, quando scrive agli Ebrei, capitolo 4, versi 14 a 16, dice: avendo dunque un grande sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, stiamo fermi nella fede che professiamo. Infatti, non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, poiché Egli è stato tentato come noi, in ogni cosa, senza commettere peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, per ottenere misericordia e trovare grazia ed essere soccorsi al momento opportuno. Il nostro Dio ci dà anche la forza di resistere alle tentazioni. Nessuna tentazione è più forte al punto in cui non possiamo sopportare. Però dobbiamo tagliare il male proprio nella radice. Non possiamo permettere che le nostre concupiscenze, che i nostri desideri ci controllino. Poi al verso 18 del testo di Giacomo dice: Egli ha voluto generarci secondo la sua volontà, mediante la parola di verità, affinché in qualche modo siamo le primizie delle sue creature e come primizie apparteniamo
a Lui. Ancora Paolo, di nuovo agli Efesini, capitolo 1, versi 4 e 5, lui dice: in Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo, perché fossimo santi e irrepreensibili dinanzi a Lui, avendoci predestinati nel suo amore a essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come Suoi figli, secondo il disegno benevolo della Sua volontà. Se siamo veramente figli di Dio, dobbiamo vivere di maniera adatta. Se siamo stati adottati per mezzo di Cristo Gesù, dobbiamo vivere d'accordo con esso. Dobbiamo combattere i nostri desideri peccaminosi e dobbiamo smettere di cercare giustificative per fare le cose che appartengono al mondo. Se le prove servono a produrre in noi la perseveranza che ci rende maturi e integri, la tentazione che proviene dal nostro cuore peccaminoso cerca solo di portarci al peccato, di portarci alla morte, di portarci alla separazione del nostro Dio. I nostri desideri funzionano più o meno come gli algoritmi delle social. Io e Camilla, come sappiate, da un paio di settimane abbiamo scoperto che Camilla è incinta. E da quel punto lì, su Instagram, abbiamo iniziato a ricevere una bomba di informazioni di donne incinte, bambini piccoli, attrezzi da comprare. Mi arriva soltanto questo, non c'è nient'altro. E all'inizio la cosa divertente è che io, insomma, guardando gli attrezzi, c'erano alcune cose in cui vedevo e dicevo: ma io non comprerò mai di queste cose. A cosa serve questa roba? E poi informazioni, attrezzi. E iniziamo a vedere tante cose che a un certo punto mi prendo con il pensamento che inizio a guardare alcune cose e a pensare, magari se sono perso in mezzo all'oceano con il bimbo nelle braccia, forse avere un giubbotto di salvataggio che manda dei segnali GPS alla SpaceX. Insomma, la nostra testa funziona così. All'inizio è una roba che non serve a niente. Ma se non tagliamo, se permettiamo che quella cosa lì diventi parte del nostro giorno, e vedo una volta, e l'altra, poi quello che era brutto non è così brutto, con il tempo inizia a diventare anche un po' bello, poi comincia a diventare divertente, poi passa ad essere interessante, a un certo punto che io voglio quella cosa lì, io lo voglio. Perché? Non ho idea, ma lo voglio. È così che funziona il nostro cuore, è così che funzionano i nostri desideri, la nostra concupiscenza. Iniziano con cose semplici, innocue, e dopo un po' stiamo cercando in tutti i modi di portare quello nella nostra vita e fare in modo in che magari anche le persone pensino dallo stesso modo. Per questa situazione, non so se c'è stato anche qui in Italia, ma sì, sono un po' vecchio, ma circa 20 anni fa, molti non erano neanche nati, circa 20 anni fa più o meno la nostra chiesa in Brasile è una chiesa che è piena di americani. E loro hanno iniziato a portare delle, come si chiama? Braccialetti? Braccialetti con la scritta WWJD. C'è qui in Italia anche questo?
Bene. Che in italiano cosa farebbe Gesù? Più o meno questo, no? What would Jesus do? Il mio inglese è bruttissimo. Ma cosa farebbe Gesù? E tutti in chiesa avevano questi braccialetti. Era un modo che hanno trovato per ogni volta che si trovavano in una situazione che magari iniziavano a chiedere, ma forse un cristiano può fare questo? La Bibbia non dice di no. Guardano il braccialetto. Cosa farebbe Gesù? Quegli amici che avevate, Gesù sarebbe il loro amico? Sicuramente predicherebbe a loro. Sicuramente predicherebbe a loro, ma sarebbe amico di loro. Quel luogo in cui voglio frequentare per divertirmi, Gesù frequenterebbe? Gesù sarebbe lì? È una cosa interessante. Cosa farebbe Gesù? Paolo, quando scrive ai Galati, capitolo 5, dai versi 16 a 24, dice così: Io dico, camminate secondo lo Spirito e non adempirete affatto i desideri della carne, perché la carne ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne. Sono cose opposte tra di loro, in modo che non potete fare quello che vorreste. Ma se siete guidati dallo Spirito, non siete sotto la legge. Ora, le opere della carne sono manifeste e sono fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizie, discordie, gelosie, ire, contese, divisione, sette, invidie, ubriachezze, orge e altre simili cose, circa le quali, come vi ho già detto, vi preavviso, chi fa tali cose non erediterà il regno di Dio. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine e autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge. Quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Se viviamo per lo Spirito, camminiamo altresì per lo Spirito. Se siamo veramente credenti, dobbiamo camminare per lo Spirito. E come Paolo ha detto, i desideri dello Spirito sono cose assolutamente opposte ai desideri della carne. Come vorrei vivere la mia vita? Quali desideri vorrei soddisfare? Quelli della mia carne e vivere come le persone del mondo? O quello dello Spirito e vivere d'accordo con esso? Preghiamo. Signore, che stasera possiamo uscire di qua disposti a non ascoltare i desideri del nostro cuore, ma i desideri dello tuo Spirito, di mettere in pratica la tua volontà e non la nostra, di vivere secondo la tua parola e non secondo la nostra carne, Signore. Aiutaci, Padre, che possiamo essere praticanti della tua parola e non soltanto ascoltatori. In nome di Gesù. Amen.
Siamoci in piedi? Io sono già in piedi, ma vabbè. Cantiamo una canzone per il nostro Signore. Sono qui prostrato davanti a te, vieni Signore, vieni Signore, portaci Signore, portami con corde d'amore a te, ti dono il mio cuore, ti dono il mio cuore, io mi arrendo. Cantiamo riempimi. Riempimi di grazia, inondami, ho sete di te, ho sete di te. Le nostre braccia, le braccia mie alzo verso di te, parla mio Dio, parla mio Dio. Cantiamo col nostro cuore. Io mi arrendo, io mi arrendo, voglio conoscerti, voglio sentirti. Nel cuore io mi arrendo. Io mi arrendo, io mi arrendo, voglio conoscerti, voglio sentirti qui. Sentiamo il tuo spirito. Il tuo spirito scenda su di me, compi Signor il tuo voler in me, la tua gloria Signore, la tua gloria mostra su di me, compi Signor il tuo voler in me. Cantiamo il tuo spirito. Il tuo spirito scenda su di me, compi Signor il tuo voler in me. Cantiamo la tua gloria, la tua gloria mostra su di me, compi Signor il tuo voler in me, compi Signor il tuo voler in me. Cantiamo io mi arrendo, io mi arrendo, io mi arrendo, voglio conoscerti, voglio sentirti qui. Io mi arrendo, io mi arrendo, voglio conoscerti, voglio sentirti
il tuo spirito. Il tuo spirito scenda su di me, compi Signore il tuo volere in me, la tua gloria mostra su di me, compi Signore il tuo volere in me, compi Signore il tuo volere in me. Io mi arrendo, voglio conoscerti, voglio sentirti qui. Io mi arrendo, voglio conoscerti, voglio sentirti qui. Signore, vogliamo conoscerti, Padre, vogliamo sentirti, Signore. Quello che ti chiediamo. Adesso sono gli avvisi. Ciao a tutti, buonasera. Primo avviso è il campeggio. Quest'anno avremo il nostro campeggio dal 30 maggio al 2 giugno e il tema sarà Cristo, zero compromessi. È un campeggio per giovani e adolescenti, quindi tutti coloro che hanno dai 14 anni in su siete invitati a partecipare, ad esserci. Il costo è di 130 euro a testa, che è possibile pagare in 2 rate, la prima quando vi iscrivete e la seconda entro il 20 maggio. Il campeggio sarà a Barcis, penso che sia la struttura dove siamo già stati, che è una struttura in provincia di Pordenone. E per le iscrizioni contattate Camilla. Alza la mano, per favore. Ok, contattate lei se avete intenzione di iscrivervi. E poi, il 1 maggio avremo un evento destinato a tutti i membri della Chiesa, di tutte le sedi della nostra Chiesa, che si terrà qua, a Treviso, alle 10. Non è l'evento quello, non lo so, è un evento per formazione spirituale, pianificazione, lode e adorazione. E siete tutti invitati a partecipare. Il prossimo sabato alle 6:30, sempre il solito orario, avremo il nostro evento Agamove di Pasqua. E quindi spero ci sarete in tantissimi. E il giorno dopo ovviamente avremo il nostro culto di Pasqua della Chiesa alle 8 di mattina e dopo seguirà una colazione con tutti quanti insieme. Campeggio detto. Ok, per i piccoli gruppi dobbiamo fare una riorganizzazione momentanea in base a quante persone ci saranno o meno e quindi adesso vediamo, vi reindirizzeremo subito alle vostre stanze. A posto, grazie. Vi invito ancora, alzatevi in piedi, ancora una volta, per finire il culto con gioia e con allegria. Amen. Nel Signore, se confido nel Signore.
dirai la mia vita. Sono forte se spero nel Signore, se spero nel Signore, se confido nel Signore. Sono forte se spero nel Signore, se spero nel Signore, se confido nel Signore. Oh Dio, tu sei la forza, tu sei la mia speranza. Eterno Dio, eterno amore, fedele sei Signore, non cambi mai, tu sei da sempre. Se cado mi rialzerai, tu mi difenderai, non cambi mai la mia vita. Oh Dio, tu sei la forza, tu sei la mia speranza. Eterno Dio, eterno amore, fedele sei Signore, non cambi mai, tu sei da sempre. Seccando mi rialzerai, tu mi difenderai, tu dirai la mia vita. Amen. Ci vediamo sabato prossimo, ragazzi. Dio vi benedica tantissimo. Ciao.